Care Aquile, bentornate a questa nuova puntata di Aquile Libere, sempre qui su TPN 20:45 circa ogni martedì sera. Come voi ben sapete, Aquile dal Friuli è un movimento che da anni, fin dalla sua nascita, si combatte per l'autodeterminazione del popolo friulano, combatte per lo sfruttamento dell'autonomia che lo Stato italiano ci riconosce e che pienamente non viene appunto sfruttata, e che da anni si batte per far sì che la minoranza friulana venga riconosciuta ancora di più. Cito brevemente quelle che sono le nostre battaglie attuali. Noi stiamo facendo una battaglia aspra contro la proposta della Lega di passare da un sistema proporzionale di votazione a un sistema maggioritario. Ciò penalizzerebbe moltissimo quella che è la nostra minoranza appunto friulana. Ci si aggiunge anche purtroppo il governo centrale, e ringraziamo per questo i 5 Stelle e il PD, che vogliono tagliare un grande numero di parlamentari. Questo taglio di parlamentari sarebbe per noi minoranza friulana un'ecatombe, in quanto non ci permetterebbe appunto di poter mandare nessun nostro rappresentante in Parlamento a Roma. Queste sono due battaglie a cui appunto noi di Aquile dal Friuli stiamo alacremente combattendo. Come dicevo prima, il nostro movimento è l'unico movimento friulinista oggi presente in Regione Friuli-Venezia Giulia, ed è appunto quel movimento che si batte perché la minoranza friulana abbia tutti e pienamente i suoi diritti. E appunto per questo noi di Aquile, una delegazione, o meglio di Aquile dal Friuli, si è recata recentemente presso una zona d'Italia, si può dire, perché appunto sta dentro i confini italiani, ma che questa autonomia la sa sfruttare ai pieni poteri e nei pieni regimi. Siamo semplicemente andati per confrontarci, ma anche per capire da loro, non ci vergogniamo a dirlo, come funziona, di modo che appunto possiamo tramite queste conoscenze rientrare qui in Friuli e poter in qualche modo cogliere l'occasione per proporre, noi di Aquile dal Friuli, delle proposte per migliorare quella che è appunto la nostra situazione. Appunto per questo noi abbiamo anche intervistato alcuni rappresentanti tra i più noti dell'SVP, l'ex presidente della provincia autonoma di Bolzano, Durnwalder, il senatore Berger e altri relatori che ci hanno appunto illustrato come funziona da loro scuola, sanità, trasporti e tutti gli aspetti appunto legati soprattutto anche al turismo e all'agricoltura, colonne portanti di quella che è appunto l'economia sudtirolese. Di questo viaggio, di questa esperienza che la delegazione di Aquile dal Friuli ha fatto appunto in Sudtirol, vogliamo rendervi partecipi, vogliamo documentare a voi telespettatori appunto quello che sono stati i nostri incontri e le nostre esperienze. Nelle prossime puntate di Aquile Libere documenteremo appunto questi incontri in diversi momenti e con diversi ospiti. Un lampo accecante anticipò un pauroso boato. Dal fianco del Monte Toc si staccò la temuta enorme frana formata da un'unica massa di 260-270 milioni di metri cubi di roccia che, precipitata nell'acqua del lago artificiale, provocò il sollevamento di una dirompente onda alta centinaia di metri, formata da 50 milioni di metri cubi d'acqua. Fu l'Apocalisse. L'onda, scavalcata la diga, andò a schiantarsi sulla sottostante vallata di Longarone, spazzando come indifesi fuscelli abitanti, paesi, villaggi, e portò via con sé 1917 vite umane. Longarone, Belluno, 9 ottobre 1963, ore 22:39. Come avrete capito, ci riferiamo alla immane tragedia che colpì il Friuli occidentale più di 50 anni fa. E qui con me Christian Fior per parlare un attimo di questa immensa tragedia. E si può dire che questa immane tragedia sia frutto della insensata sudditanza, si può dire, della politica locale alle multinazionali dell'epoca. Quindi è un problema, insomma, che ha visto la SADE, la società che ha voluto imporre questa opera nel territorio per meri fini economici e personali.
L'importanza secondo me è il fatto che un territorio debba essere amministrato da persone del luogo proprio per evitare anche questo tipo di problemi che possono portare, come abbiamo visto, a tragedie simili. Christian, che dire? Beh, già all'inizio avevano avuto problemi con questo monte, infatti chiamavano Pattoc, vuol dire fraido, per cui sapevano già che costruivano qualcosa su qualcosa che non riusciva a resistere proprio all'acqua, alla potenza dell'acqua. Piano piano l'acqua ha roso le fondamenta della montagna ed è crollata, ma il problema più grosso è stato quando hanno voluto scaricare l'acqua dalla diga, perché scaricando l'acqua dalla diga hanno fatto il vuoto d'aria e quello ha provocato questo danno enorme sia al posto che alla popolazione sottostante. Ecco appunto, per evitare possibili eventuali ripetersi di queste tragedie, ma speriamo che non succedano, ma anche altri problemi, penso che sia appunto giusto far sì che l'amministrazione dei territori sia effettivamente posta in mano a persone che vivono nei territori, non solamente far sì che l'amministrazione si pieghi ai voleri di multinazionali che vengono magari nei nostri territori pensando solo di fare profitto e magari con danno ai territori stessi e alle popolazioni, senza tener conto delle sensibilità del territorio. Ecco. Bene Christian, nel ricordo delle vittime un saluto a tutti. Buona serata. Amici furlans mandi, un saluto di queste rubriche nuove, che è la seconda volta che partecipi, e queste rubriche si chiamano Misclic furlans. Misclic furlans, perché noi altri che una mescolanza di argomenti, di fotos, di videos e di argomenti che sono culturali, ambientali, politici, anche di politiche naturalmente furlane. L'argomento principale è però di videos che sono documentari. Allora, questi videos documentari verranno presentati di volta in volta e appunto dato che sono misclic, sono tanti argomenti e tanti tipi di videos e di documentari che variano di volta in volta. Questa volta è il titolo dal documentari è La Ferrade per Grau. Ecco, La Ferrade per Grau è una roba abbastanza complicata e inverosimile, ma infatti invece La Ferrade per Grau aveva veramente realizzata ai primi del Novecento e hanno fatto dal 1935 e hanno fatto queste strade che va a Grau che possono percorrere anche al DDV, ecco lì doveva esserci le ferrovie fatte, ma che però dopo le hanno eliminate perché le Int non c'aveva più il treno, quindi l'aveva per conso le ferrade che è state inaugurate dal 1910 e è state eliminate subito, quindi una ferrade che ha avuto le sue storie piccole ma biele, perché al suo tempo era veramente importante che venivano dall'impero asburgico a Ciapal Sorelli, a Grau, montando sui vaporesi, che erano una decina di vaporesi che partivano di Belvedere e che andavano a Grau. Quindi è un argomento abbastanza interessante che appunto dicevi che ha una storia corta. Al nas e al mor questo argomento, quindi la ferrada nasce e muore in brevissimo tempo e purtroppo è finita le sue storie. Però è una roba bella perché al suo posto è nascita una grande e bella pista ciclabile che potete percorrere anche al DDV con le vostre biciclette, come che hai fatto io partire io questi documentari. Lo vengo documentato in biciclette, quindi saranno anche le immagini un po' mossi, un po' movibili e che quindi testimonia che lo hai fatto io e le mie femmine in biciclette.
Ecco, io us invito a chiarare sotto in sovraimpressione il link che lo mettiamo per voi altri, fate la fotografia se avete paura di sbagliare e potete vederlo in YouTube in alta definizione, perché sarebbe stato bello proiettarlo chi fa usare di chi, ma non in tempo perché le rubriche dure poco, quindi potete gustarlo tranquillamente su YouTube. Ciao amici Furlans, un saluto e rivedici alle prossime puntate. Buona salute a tutti. È un periodo questo abbastanza interessante, ma molto appiattito sulla notizia di questi giorni qua. La presenza di questa ragazzina svedese all'Assemblea dell'ONU e la presenza in piazza di migliaia e migliaia di ragazzi della sua età, di scuola, che anche qui a Udine, ad esempio, manifestano per il clima. Benissimo. Se ne sentite di tutti i colori, chiaramente, non sto a infierire o a dare approvazione. Certamente il fenomeno, è stato legato molto a questo esploit mediatico di Greta, ma in effetti si sapeva ormai da una ventina d'anni, anche forse 30, che questo problema stava crescendo. Il problema, della salute della terra, o di questo riscaldamento che viene chiamato, ha diverse cause. Una è una causa naturale. Nei suoi moti di rivoluzione attorno al suo asse la Terra compie un doppio cono che viene chiamata precessione degli equinozi, ma all'interno di questo movimento, che non è esattamente lineare, e compie come dei festoni, dunque si muove in condizioni in cui oscilla la sua asse terrestre in maniera tale che crea anche questi problemi di riscaldamento o raffreddamento ciclico. Il problema che abbiamo oggi invece è un altro. Abbiamo una situazione in cui l'attività dell'uomo sta sostanzialmente cambiando e se possiamo dividerla un po' a fette questa responsabilità la possiamo vedere nella produzione di CO2, di anidride carbonica liberata nell'aria da tutti i processi industriali, dal trasporto alle industrie, alle manifatture, tutto quello che crea l'uomo come conseguenza dell'industrializzazione. La seconda è l'inquinamento. Noi abbiamo degli stati che praticamente non hanno neanche discariche, buttano nei fiumi e tutto finisce nel mare. Il terzo è il metodo agricolo, che se lo vediamo come punto di vista dalla produzione della semente fino al bussolotto di pelati che è comprato al supermercato, l'intera filiera partecipa al 30% di questo problema ambientale. Ora, cosa succede? Che nella foga di apparire ambientalisti ci sono delle mozioni che girano nei consigli comunali e queste mozioni praticamente ci chiedono un impegno verso l'ambiente a tamburo battente, da correre. Io ho letto quella che è stata presentata qui a Codroipo, mi sono reso conto che era una dichiarazione di intenti talmente vasta, talmente larga, che trascurava ad esempio il problema agricolo. Al che ho ribadito il fatto che noi siamo già dentro il problema e l'abbiamo abbastanza grosso e di conseguenza, non sapendo che pesci pigliare, non era assolutamente il caso di firmare una mozione che non diceva niente. Era invece il caso di capire che l'agricoltura ha questo problema e che se continuiamo con questa agricoltura senza che il mondo accademico ci dia una soluzione, noi continuiamo a correre con una macchina senza freni verso il disastro. E a questo punto ho chiesto poi il ritiro della mozione, che è stato ritirato, respinta, ma quello che mi premeva era che di fronte a una situazione politica e anche mediatica molto rilevante, nessuno proponeva né la ricerca del problema né la soluzione, e il comune di Codroipo ha questi problemi perché, diciamoci, fra 2 anni praticamente scadono i contributi che sono stati dati agli agricoltori per fare
biomassa con il mais e fare inutile energia elettrica, creando l'illusione che fosse una situazione che poteva continuare. In realtà l'epoca del mais è finita, ma totalmente finita, bisogna capire di fare altro, e il capire di fare altro vuol dire anche uscire da questo modello agricolo che, oltre a essere sostanzialmente antiscientifico, è anche, diciamo, proprio la causa principale di quel 30% di problemi che abbiamo. Ora, se da una parte l'agricoltura è malmessa, cambiare modello agricolo significa anche dare una soluzione al problema, perché se la terra funziona e funziona bene in questo suo movimento di ispirazione e espirazione che crea humus nel terreno, dunque può, vivendo una terra vivente non inquinata e rovinata da concimi e diserbanti, può in questo caso aiutare a risolvere il problema della CO2 ritornando ad alzare il tasso di sostanza organica nel terreno. In questa maniera la CO2 può essere sequestrata, viene messa dentro, diventa humus e di conseguenza la fertilità dei terreni si ripristina. Ora è chiaro che o cambiamo sistema, cambiamo completamente sistema, oppure siamo veramente in braghe de tela, il che vuol dire meno Grettini, più biocontadini. Buona salute a tutti.